Donna proveniente dalla Lombardia positiva al primo tampone, il sindaco chiude per 3 giorni comune e negozi, 5 positivi anche nel CARA di Isola Caporizzuto. Disarticolata dai carabinieri un'organizzazione che avrebbe favorito la latitanza dei boss, 14 le persone arrestate. Da uno studio commissionato dalla Confcommercio regionale emerge un dato preoccupante, 9.000 imprese del terziario rischiano la chiusura. La CGIL punta alla sanità a Castrovillorese, proteste stamattina davanti all'ospedale cittadino. Gara perfetta dei Silani ad Empoli che travolgono i toscani per 5-1, ora la salvezza non è più un miraggio. Il Crotone onora il campionato e batte il Frosinone. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque il sindaco di Caccuri ha deciso di chiudere per 3 giorni il municipio e i negozi dopo il caso di una donna rientrata dalla Lombardia e poi risultata positiva al test sul coronavirus. E intanto ci sono 5 positivi anche nel CARA di Isola Caporizzuto. Per 3 giorni il Palazzo Comunale di Caccuri rimarrà chiuso, lo ha disposto il sindaco del Borgo del Crotonese Marianna Caligiuri dopo la notizia di un caso di positività al Covid-19 di una donna residente in Lombardia e che è stata in vacanza proprio a Caccuri. Chiuse anche tutte le attività commerciali, escluse quelle che vendono beni alimentari. La donna è risultata positiva al coronavirus è arrivata a Caccuri a inizio luglio con il marito e il figlio. Prima di partire aveva fatto il tampone in un ospedale lombardo a seguito di una visita medica e il test era risultato negativo. Rientrata in Lombardia ha fatto un'altra visita e, sottoposta ad un nuovo tampone, è risultata positiva. Sono così scattate le procedure per il tracciamento dei contatti, arrivato fino al comune calabrese, dove la donna è rimasta a casa per motivi di salute. Il marito e il figlio però hanno svolto una vita normale. Dell'accaduto è stata avvisata l'azienda sanitaria provinciale di Crotone, che ha deciso di eseguire i tamponi e i contatti diretti della paziente, iniziando dal coniuge e dal figlio che sono rimasti a Caccuri. In via precauzionale il sindaco ha deciso di chiudere il palazzo comunale dopo che un dipendente ha avuto contatti diretti con la famiglia. La decisione di chiudere anche i locali è stata invece presa per evitare assembramenti che, nel caso di positivi asintomatici, potrebbero diffondere il virus. Intanto c'è apprensione al CARA di Isola Caporizzuto, dove 5 migranti sono risultati positivi al Covid. Il risultato dei tamponi è arrivato stamattina. I 5 sono asintomatici e sono giunti a Crotone con gli sbarchi avvenuti lo scorso 24 luglio. Quel giorno sono arrivati 129 migranti con 2 imbarcazioni diverse. Come da protocollo, l'ASP di Crotone ha effettuato i tamponi a tutte le persone sbarcate e solo 5, come dicevamo, sono risultate positive al Covid-19. Sono stati immediatamente isolati e messi in quarantena. Per i sanitari dell'ASP il focolaio è stato circoscritto. Non dovrebbero dunque esserci problemi per gli altri ospiti del centro di accoglienza. E adesso il consueto bollettino della regione. Il coronavirus del CARA di Isola Caporizzuto fanno salire il numero dei contagiati in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 916 tamponi. I dati contenuti nel consueto bollettino della regione. Nel dettaglio, in Calabria ad oggi sono stati effettuati 115.672 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.252, 5 in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 114.420. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 2 pazienti in reparto, 2 in isolamento domiciliare, 183 guariti e 33 deceduti; a Cosenza 18 in isolamento domiciliare, 436 guariti e 34 deceduti; a Reggio Calabria 1 in reparto, 18 in isolamento domiciliare, 260 guariti e 19 deceduti; a Crotone 2 in isolamento domiciliare, 113 guariti e 6 deceduti; a Vibo Valentia 2 in isolamento domiciliare, 80 guariti e 5 deceduti. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 12.514. La cronaca disarticolata dai carabinieri, una organizzazione che avrebbe favorito la latitanza dei boss, 14 le persone arrestate.
Le attività erano variegate e svolte con professionalità criminale di assoluto spessore, a porle in essere una struttura esperta nel controllo del territorio tanto da diventare riferimento e appoggio per i latitanti dell''ndrangheta. La base operativa era stata stabilita in una cava di inerti a Gioia Tauro e da lì 14 persone gestivano un traffico illecito di droga e sostanze psicotrope, favorivano la latitanza di boss e gregari, detenevano armi comuni e da guerra. Stanotte i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria, nelle province di Reggio, Teramo e Benevento, con la collaborazione dei loro colleghi dei territori interessati, con il supporto dello squadrone eliportato Cacciatori di Calabria, dell'8° nucleo elicotteri di Vibo e del nucleo carabinieri cinofili, hanno fatto scattare un'operazione convenzionalmente denominata GEAR. Dopo una lunga attività di indagine, i militari dell'Arma, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, hanno disarticolato il sodalizio, il cui scopo principale era garantire rifugio e protezione ai latitanti dei clan, una sorta di attività di tutela ai capi bastone e ai loro fedelissimi, ma senza disdegnare di organizzare traffici di consistenti quantitativi di cocaina, marijuana, eroina ed hashish. Insomma, una struttura multiservice al servizio del mandamento tirrenico dell''ndrangheta in provincia di Reggio Calabria. L'indagine che ha portato al blitz di oggi nasce dall'attività investigativa che aveva consentito l'arresto di 3 latitanti, cioè Antonino Pesce, classe 82, Salvatore Palumbo, classe 80, Salvatore Etzi, classe 80. Ad inchiesta in corso veniva arrestato anche il pericoloso latitante Vincenzo Di Marte. Il monitoraggio dei movimenti di mogli e fidanzate, parenti e favoreggiatori ha consentito di scoprire l'esistenza di questo sodalizio, al cui vertice c'erano i cugini Girolamo, Alessandro e Antonino Bruzzese, arrestati con altre 11 persone. Delle 11 persone arrestate, 2, di cui una è donna, sono ai domiciliari. Altre 7 persone sono indagate in stato di libertà. Cambiamo adesso argomento. Da uno studio commissionato dalla Confcommercio regionale emerge da un dato davvero preoccupante. Pensate, 9.000 imprese del terziario rischiano la chiusura. 9.000 imprese del terziario in Calabria rischiano la chiusura, uno shock economico e finanziario senza precedenti causato dall'emergenza sanitaria da Covid-19. I dati contenuti nella ricerca sulle imprese del terziario della regione Calabria realizzata da Confcommercio. Una crisi del genere non c'era in Calabria da dopoguerra. Parliamo di 9.000 imprese del terziario che rischiano la chiusura con 23.000 posti di lavoro. Ma la cosa è la perdita della ricchezza nel settore del terziario. Stiamo parlando di circa 2 miliardi di euro su una base del meno 7% anno. Questo in realtà ci fa riflettere, ma c'è anche la mancanza del clima di fiducia e quindi l'azzeramento dei ricavi di alcuni settori completamente come il turismo. C'è una parte del clima di fiducia nella parte della ristorazione. Questa è la fotografia che è uscita da questo studio dopo il Covid-19 della regione Calabria. Questo ci permette da oggi in poi anche una programmazione insieme alla politica. Quindi io ritengo che come Confcommercio Calabria, il mondo che rappresentiamo del terziario, del commercio, del turismo, dei trasporti e dei servizi, con un dato del genere possiamo programmare insieme alla politica e ai corpi intermedi per avere una visione unica per la nostra regione. Bisogna fare presto però, sono numerose infatti le imprese in crisi di liquidità. Il dato che è uscito è la liquidità da dare in fretta, ma quelle che chiedono anche le imprese in un modo forte nello studio, stiamo parlando di 700 imprese intervistate nella regione Calabria in ogni provincia, è quella fiducia che è venuta a mancare, a meno che i tempi non vengano accelerati, quindi la liquidità. Manca la liquidità, una liquidità quindi per i tempi brevi e per una ripartenza, ma con una visione in realtà stabile nei confronti delle imprese. È quello che oggi manca e quello che noi andremo a proporre. Questo studio ci permette in un modo analitico di fare delle proposte alla regione, delle proposte fatte alla politica. Questo per una visione unica. Io ritengo che i corpi intermedi, quindi tutte le associazioni di categoria, le camere di commercio, i sindacati, insieme alla politica, per avere insieme una visione unica della regione. Cioè, non si può più avere un una tantum, bene in una tantum, ha fatto bene ad esserci, ma da questo momento in poi va programmato in modo strutturale, ecco, per una ripartenza, ma anche per una stabilità delle imprese.
La CGIL punta alla sanità castrovillarese, protesta stamattina davanti all'ospedale cittadino. Sit-in questa mattina davanti all'ospedale Spock di Castrovillari organizzato dalla CGIL Pollino Sibari Tirreno e dalle rappresentanze dello SPI CGIL comprensoriale per ribadire ancora una volta il diritto alla salute. Il tema della salute pubblica, della sanità in Calabria è prioritario. Noi abbiamo detto anche di recente al Ministro della Salute che in Calabria bisogna superare questa fase commissariale modificando il decreto Calabria. Non si può fare una riforma sanitaria con 1 miliardo di deficit, quindi abbiamo detto che bisogna sterilizzare per 3 anni il deficit, abbiamo detto che bisogna sbloccare le assunzioni di medici, infermieri, di operatori sanitari. Anche a Castrovillari oggi rivendichiamo la necessità di procedere allo sblocco delle assunzioni. Castrovillari, ospedale di cerniera con la Basilicata, ha bisogno di essere al centro dell'agenda di governo, ha sottolineato il segretario generale della CGIL Calabria, Angelo Sposato. Noi chiediamo anche un piano operativo nuovo con il commissariamento ad acta, ma chiediamo anche al Ministero della Salute di superare questo famigerato decreto Calabria che non aiuta e non dota la struttura commissariale degli strumenti per sbloccare le assunzioni. In un momento in cui la sanità purtroppo anche da un punto di vista della legalità è avvolta da indagini e da inchieste. Chiediamo la piena funzionalità di tutte le strutture ambulatoriali pubbliche, ha ribadito il segretario generale comprensoriale CGIL Pollino Sibaritide Tirreno Giuseppe Guido. È evidente che siamo di fronte ad un problema che non consentiremo più a nessuno che venga negato. L'ospedale deve funzionare meglio, ci sono reparti di cui si paventa la chiusura, la sanità territoriale deve riprendere a funzionare nell'unico interesse della collettività. In campo anche il sindaco di Castrovillari Mimmo Lopolito. Io sono sempre stato fermamente convinto che solo un coordinamento di tutte appunto le forze che operano sul territorio, che sono i rappresentanti sindacali, che sono le istituzioni, che sono le associazioni, è possibile ottenere dei risultati, perché poi stiamo parlando della tutela della salute, che noi sappiamo essere uno dei beni tutelati dalla nostra Costituzione non a caso. Questione depurazione e mare sporco, in merito interviene oggi l'europarlamentare Laura Ferrara. Sentiamo. Qual è lo stato di salute del nostro mare? Beh, in alcune zone l'acqua è limpida e cristallina, in altre invece si presenta così. Sono diverse le segnalazioni che continuano a giungere in redazione. Sulla questione interviene oggi l'europarlamentare dei 5 Stelle Laura Ferrara, che chiede l'ispezione della Commissione europea sulla depurazione in Calabria. A cosa servono gli investimenti pubblici per la ripresa post-Covid-19 se il mare calabrese, importantissima risorsa per il turismo estivo, continua ad essere inquinato in diversi punti? Chiede l'eurodeputata, che ricorda come sulla questione mala depurazione sia intervenuta in questi giorni anche Legambiente. La storica campagna dedicata al monitoraggio e all'informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane, sottolinea la Ferrara, ha fatto tappa in Calabria e dei 24 punti monitorati sulla nostra costa la metà risulta oltre i limiti di legge. Di questi 2 sono stati giudicati inquinati e 10 fortemente inquinati. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i principali veicoli con cui l'inquinamento microbiologico causato da cattiva depurazione o scarichi illegali arriva in mare. A questo stato dell'arte pietoso va ad aggiungersi la notizia di qualche settimana fa di una complessa attività di indagine in campo ambientale, numerose le sanzioni per scarichi oltre i limiti consentiti dalla legge, nonché per la mancanza delle relative autorizzazioni, e nella stessa operazione, ricorda Laura Ferrara, sono stati eseguiti 15 sequestri relativi ad impianti di depurazione ed aree deturpate da fonti inquinanti. Rispetto alla tematica della depurazione, sottolinea l'europarlamentare, i miei solleciti, denunce e addirittura una petizione al Parlamento europeo sono stati costanti, ma ci ritroviamo nuovamente nel bel mezzo di una stagione estiva, con, dati alla mano, parametri non conformi. Alla luce di questa situazione e del fatto che non vi è traccia ufficiale di come regioni e comuni stiano procedendo per una risoluzione strutturale delle annose criticità, ho chiesto, aggiunge Laura Ferrara, alla Commissione europea di valutare
realizzare una visita ispettiva del sistema depurativo calabrese. Dei 900 agglomerati italiani colpiti dalle procedure di infrazione inferte dall'Unione Europea per criticità nei sistemi di depurazione, ben 188 sono in Calabria. Anche per questo l'europarlamentare ha chiesto di conoscere se è stato predisposto un programma di efficientamento dei sistemi depurativi ricadenti nella procedura di infrazione 2017-2018. Quella della buona depurazione deve essere una priorità per l'amministrazione regionale e ci aspettiamo in futuro, conclude, maggiore trasparenza oltre che azioni concrete per superare le attuali problematiche e restituire un mare pulito a questa terra. L'Unione Italiana Cechi e il Comitato IAPB hanno avviato un progetto finanziato dalla Regione Calabria e finalizzato a sviluppare servizi in favore di cechi pluriminorati. L'Unione Italiana Cechi e il Comitato IAPB hanno avviato un progetto finanziato dalla Regione Calabria finalizzato a sviluppare servizi in favore di cechi pluriminorati. Il progetto sarà attuato nelle 5 sedi territoriali calabresi ed associazioni con l'ausilio di operatori dotati di competenze specifiche. Si è trattato di creare in sinergia attraverso un'equipe multidisciplinare tanti operatori qualificati e competenti, dare tanti servizi per tirare fuori dall'emarginazione più totale quei soggetti che, seppur avendo pluriminorazioni, possono con tempi e modalità differenti raggiungere e tirare fuori le loro potenzialità. L'obiettivo è quello di favorire l'integrazione sociale, scolastica e lavorativa del ceco pluriminorato attraverso attività dirette a raggiungere risultati mediante la preparazione alla frequenza della scuola comune, l'assistenza didattica extrascolastica, l'assistenza domiciliare e la consulenza alle famiglie. Questo progetto ha dato servizio a circa 100 persone tra famiglie pluriminorati e altre persone, in cui abbiamo avuto 100 operatori che hanno lavorato in lungo e largo la regione Calabria, dando i servizi un po' a tutti quanti. La legge regionale 17/2019 ha posto le basi per creare le condizioni affinché sia possibile per i cechi agire e comunicare alle famiglie di raggiungere una qualità di vita meno penalizzante. La mia presenza, ma soprattutto la presenza anche di altri colleghi assessori in giunta, credo che sia il modo per dimostrare che questa attenzione dal punto di vista istituzionale si concretizzi anche in termini di presenza, non una mera ritualità ma una partecipazione concreta che si esplica anche attraverso azioni a vantaggio e a sostegno di questa categoria. Chiuse le indagini per i furti e i danneggiamenti avvenuti il 1° aprile scorso nella Tendopoli di San Ferdinando. Avrebbero approfittato del caos causato da una protesta per introdursi agli uffici amministrativi e operativi della Tendopoli San Ferdinando, compiendo danneggiamenti e furti. I fatti risalgono al 1° aprile scorso. Oggi la Procura di Palmi ha emesso un avviso di conclusione delle indagini a carico di 9 cittadini extracomunitari, all'epoca ospiti della Tendopoli, nella piana di Gioia Tauro. Il gruppo di extracomunitari, in quella circostanza, mise a segno una serie di azioni illegali. Le indagini, avviate dal personale del Commissariato di Polizia di Stato di Gioia Tauro, coordinata dalla Procura di Palmi, diretta da Ottavio Sferlazza, hanno consentito di individuare i presunti responsabili dei reati di danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio in concorso. Diversa la posizione di un maliano di 28 anni che si è reso responsabile del reato di furto. Nei confronti di tutti gli indagati sono stati già emessi dal Comune di San Ferdinando ed eseguiti dagli agenti del Commissariato di Polizia i provvedimenti amministrativi di allontanamento dalla Tendopoli. Saranno completati ad ottobre i lavori per il polifunzionale a Catanzaro Lido, oggi il sopralluogo del sindaco. Proseguono i lavori dell'Ente Fiera a Catanzaro Lido, un'opera costata 3.600.000 euro, soldi che il Comune ha recuperato da un finanziamento del patto territoriale finanziato dallo Stato. Oggi il sopralluogo del sindaco Abramo, accompagnato dagli assessori Franco Longo e Alessio Sculco. Il guscio dell'opera è caratterizzato da un profilo curvilineo realizzato in materiale isolante. Le testate della costruzione sono formate da vetrate di tipo continuo con sistema di apertura pensato per ottenere l'effetto tutto aperto in modo da assicurare la flessibilità funzionale dell'opera. Particolare cura è stata poi garantita al sistema di accessi e uscite con la disposizione di passaggi di sicurezza in grado di assicurare il rapido deflusso del pubblico in caso di necessità. L'opera, che si trova nell'ex area Magna Grecia, sarà presto completata. Sarà pronta a fine ottobre, è lo spazio più grande che abbiamo nella città di Catanzaro, verranno organizzate delle fiere e dei concerti, quindi un'area polivalente.
è a pochi metri dalla fermata della Ferrovia della Calabria, quindi del nuovo sistema metropolitano, è dotata anche di parcheggi, ma soprattutto potremo usufruire anche dei parcheggi della Ferrovia della Calabria, che è a pochi metri da qui. È un'area, diciamo, che è stata destinata per il parto territoriale, perché era un finanziamento che avevamo perso e siamo riusciti a recuperarlo proprio perché abbiamo dato un'area pubblica, perché altrimenti la metà del finanziamento sarebbe stata speso per acquistare e infrastrutturare il terreno, quindi sarebbe venuta una cosa troppo piccola, e invece, come avete visto, 5.000 metri quadrati credo che sia lo spazio più grande che abbiamo qui a Catanzaro. Valorizzerà sicuramente anche il quartiere Lido. La pagina sportiva, parliamo di calcio, gara perfetta dei Silani ad Empoli che travolgono i toscani per 5-1. Adesso la salvezza non è più un miraggio. Un cammino straordinario, iniziato il 20 giugno, partite ravvicinate in una classifica che a guardarla faceva paura. Un distacco da colmare solo compiendo un'impresa, anzi tante. E così è stato. Una gara dopo l'altra il Cosenza ha fatto tanta strada, collezionando successi e inciampando solo 2 volte. Ogni volta partita da dentro o fuori, come quella al Castellani di Empoli, stravinta dai lupi. La 6ª vittoria di questo miniciclo, la più bella ma non la più importante, visto che venerdì al Marulla la squadra di Occhiuzzi si giocherà la salvezza contro Juve Stabia, appena sorpassata. Contro l'Empoli il Cosenza si è scatenato, gol a raffica, occasioni da rete sventate da Brignoli e pochi rischi. La gara perfetta, oltre ogni previsione. I rossoblù sono in vetta alla classifica del post-lockdown, insieme al Crotone, 19 punti in 9 gare, quanti ne aveva collezionato la squadra nell'intero girone di andata. Un gruppo che ha mostrato il volto migliore nel momento più opportuno e che ha dimostrato di meritare la salvezza. Roberto Occhiuzzi non parla dei singoli, neanche quando diventano protagonisti di giocate e gol. Quello che conta è l'insieme, l'abbraccio corale che chiude le gare, tappe di un percorso da chiudere in bellezza per restare in Serie B. Quando sei arrivato agli ultimi gradini pensi che sei arrivato, forse l'ultimo gradino è quello più difficile, quindi la sensazione è quella di dover scalare ancora dopo aver stai davvero dando tutto, stanno dando i ragazzi tutto per tutto anche a livello mentale, quindi l'ultimo gradino è sempre quello più pesante e più faticoso, quindi dobbiamo mettere già la testa a venerdì sera. E il Crotone onora il campionato e batte il Frosinone. Il Crotone batte anche il Frosinone allo Scida nella prima sfida post promozione in Serie A e ottiene il record di risultati utili consecutivi in B, ben 13. Rispetto alla gara di Livorno, Stroppa cambia 4 elementi con l'esordio stagionale di Festa tra i pali. Dalla parte opposta Nesta si affida al 3-5-2 e schiera gli ex Maiello e Ciano dal primo minuto. Crotone è pericoloso al 35esimo con Simi che di sinistro si va a ipnotizzare da Bardi. Molin al 39esimo strappa applausi con un gran boide da fuori che sfiora il montante superiore della porta ospite. In pieno recupero il Frosinone calcia per la prima volta verso lo specchio della porta con Salvi. Ottima la risposta di Festa in corner. Al rientro degli spogliatoi i ritmi si abbassano con il Crotone che gestisce sempre bene la palla e prova a impensierire la retroguardia razziale. Il gol del meritato vantaggio arriva al minuto 80 e porta la firma di Tomislav Gomelt, autore di un gran gol di sinistro da fuori, imparabile per Bardi. Nel finale gli squali hanno anche l'opportunità di raddoppiare con Messias che sfiora il gol con un bel sinistro a giro che si perde di poco fuori. Con questo risultato il Crotone sale a 68 punti, chiuderà la stagione venerdì a Trapani. Niente riserve, stavano bene, era giusto poterli far giocare. Hanno dimostrato comunque che non cambia nulla, nonostante magari si possa cambiare 2 o 3 elementi. Altre volte ci sono state delle situazioni forzate, stasera sono state delle scelte improntate su quello che poteva essere la nostra progressione di lavoro e quindi benissimo, complimenti perché hanno fatto un'ottima partita. Sì, hanno fatto una partita chiaramente con, se mi permettete il termine, con serenità. Hanno comunque tenuto il campo bene, però si sono visti anche scampoli di palleggio che non vedevo da tempo, probabilmente il traguardo conseguito ha dato più tranquillità ai ragazzi di poter giocare quello che sanno fare. Adesso le ultime dalla borsa. Giornata dall'andamento incerto e cauto per le borse europee.
Il focus si sposta ora verso l'imminente riunione della Banca Centrale Americana, che vedrà la sua conclusione domani e da cui gli operatori si aspettano un rafforzamento del messaggio dovish, con la conferma di tassi di interesse vicino allo zero per un periodo prolungato. La diffusione senza sosta del coronavirus negli Stati Uniti continua a preoccupare gli operatori, allertati anche dallo sviluppo di nuovi focolai del virus nelle diverse parti del mondo, che alimenta i timori di una seconda ondata, con l'incremento dei casi in Cina, Spagna e Germania. Il FTSE di Milano ha chiuso le contrattazioni in calo dello 0,6%, l'Ibex 35 di Madrid ha guadagnato l'1,1%, il FTSE 100 di Londra lo 0,4%. Sulla parità il DAX di Francoforte, mentre il CAC 40 di Parigi ha lasciato sul terreno lo 0,2%. Oltreoceano l'S&P 500 risulta sostanzialmente invariato a più 0,0%, sovraperformando il Dow Jones e il Nasdaq a meno 0,3%. Sul Forex il cambio euro-dollaro è in lieve discesa a 1,173, in calo invece il cambio tra il dollaro e lo yen a 105,03. Tra le materie prime, le quotazioni del greggio cedono terreno, con il Brent a meno 0,4% a 43,73 dollari al barile e il WTI a meno 1,1 a 41,16 dollari al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si attesta a 152 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,01%. Infine, riportando l'attenzione a Piazza Affari, in evidenza UBI a più 8,2 dopo la proroga al 30 luglio del termine per le adesioni all'offerta di acquisto e scambio lanciata da Intesa San Paolo. Performance positiva anche per Campari a più 5,4%. I risultati al 30 giugno 2020 di Moncler a meno 4,4 hanno innescato invece le vendite sul titolo, tra i peggiori di Milano insieme ad STM a meno 5,2%. Grazie e buon proseguimento di serata. E in chiusura le previsioni del tempo. Condizioni di bel tempo e caldo in graduale aumento grazie al consolidamento dell'anticiclone di matrice nordafricana sul Mediterraneo centro-occidentale. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani condizioni di tempo stabile con cielo sereno ovunque, temperature stazionarie di poco sopra le medie del periodo. Passiamo a mari e venti. Domani mari calmo o quasi calmo il Tirreno, calmo lo Ionio con venti deboli a regime di Brezza. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.